La seconda invece relatrice è la professoressa Viviana Ferrario, ordinaria di geografia presso lo IUAV di Venezia, è collegata online. La saluto e le formulo appunto il benvenuto per quanto virtuale e proseguirà in questo studio, in questo del piano paesaggistico regionale, presentando una relazione che ha il seguente titolo: L'Atlante del paesaggio veneto e gli obiettivi di qualità paesaggistica. Lascio a te la parola e dobbiamo, credo, se ha le slide, Sì, di sì, adesso condividerle e di consentirle la condivisione. Sì. grazie. Ancora, ecco, adesso dovrebbe essere possibile condividere. Intanto ringrazio gli organizzatori per questo invito che mi fa veramente molto piacere. È la prima volta che presentiamo pubblicamente questa attività che peraltro è ancora in corso. Adesso scusate, devo cercare la finestra, se parlo mi distraggo un momento solo. Allora, credo di dover condividere lo schermo, se non sbaglio, perché altrimenti poi col PowerPoint non funziona. E voi adesso dovreste vedere forse la mia, non ancora. Sì, Vediamo. forse adesso sì, perfetto, benissimo. Io però non la vedo più, un attimo solo che la cerco. Dove è finita? Non lo so. Vediamo, forse così. Ecco, credo che adesso voi vediate a pieno schermo e io anche dovrei riuscire a vedere tutto. Benissimo, allora, ripeto, quindi grazie agli organizzatori, mi scuso veramente molto per non poter essere stata in presenza con voi oggi, purtroppo io finisco lezione il venerdì all'1:30 e quindi mi sarebbe stato veramente impossibile arrivare a Verona in tempo, per cui ho appunto chiesto di poter partecipare da remoto. E dicevo che mi fa veramente molto piacere poter presentare per la prima volta al pubblico questo lavoro che è ancora in corso e appunto che deriva da un accordo di collaborazione che deriva a sua volta da un protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e l'Università IUAV di Venezia proprio per questa collaborazione alla stesura del piano paesaggistico. Ecco, aggiungo solo che io mi occupo, sono geografa, mi occupo appunto di paesaggio, insegno proprio geografia del paesaggio e ho anche avuto l'occasione straordinaria di collaborare alla redazione dell'Atlante degli ambiti di paesaggio, anzi l'Atlante ricognitivo dei paesaggi del Veneto ancora nell'edizione 2009 del PTRC, quindi diciamo quella che poi è stata adottata nel 2009 e approvata, come diceva la dottoressa l'architetto Sist nel 2020. Quindi in qualche modo ho una lunga frequentazione con il piano territoriale regionale di coordinamento e il suo aspetto paesaggistico. Ecco, la mia presentazione sarà divisa sostanzialmente in due parti, dopo una breve premessa che sto già praticamente facendo, e la prima parte sarà dedicata appunto all'Atlante del paesaggio veneto in corso di elaborazione e la seconda agli obiettivi di qualità paesaggistica. Allora, molto brevemente, questo è uno stralcio dall'accordo di collaborazione, dall'accordo attuativo, appunto grazie al quale l'Università IUAV sta collaborando con la Regione. In sostanza, il nostro compito è quello appunto di elaborare degli studi conoscitivi e dei contributi per l'aggiornamento dell'Atlante ricognitivo del PTRC 2020, un supporto agli uffici regionali per approfondimenti connessi all'attività del CTP, quello che avete sentito appunto citare dall'architetto Sist, e infine un contributo disciplinare specifico riguardo alle componenti paesaggistiche, appunto nel caso di tutte quelle aree tutelate della regione ex articolo 136 e ex articolo 142. Allora, della premessa fa parte anche questo schema, adesso io lo vedo male perché purtroppo ho un sacco di finestrine di Zoom che si sovrappongono, quindi spero che voi invece lo vediate per intero. Ecco, qui abbiamo provato a schematizzare un po' una specie di linea del tempo che ci racconta quel quasi ventennio, insomma, che ci separa dall'inizio, dall'avvio della nuova pianificazione territoriale regionale di coordinamento che segue il famosissimo piano del 1992 che appunto è rimasto in vigore fino a poco tempo fa. L'avvio del piano coincide, l'avvio di questo lungo processo di pianificazione coincide con l'emanazione della legge 11 e altri documenti regionali nel 2004, si avvia il processo di piano, nel 2009 appunto grazie anche all'intesa col MIBACT viene adottato il PTRC ma senza la valenza paesaggistica perché in mancanza della ricognizione dei numerosissimi
appunto vincoli di cui sopra, e poi insomma alcuni altri passaggi che adesso non sto a raccontarvi, per arrivare poi all'avvio del piano paesaggistico come l'architetto Sista ha già spiegato. Quello che mi interessa guardare con voi invece è la parte inferiore dello schema, perché come vedete durante questa lunga elaborazione ci sono state diverse fasi nelle quali l'Atlante, questo Atlante che cambia nome ma poi ritorna, insomma è sempre stato presente in tutte queste diverse elaborazioni di questo documento importantissimo per il governo del territorio della regione del Veneto. Quindi è una sorta di costante che nasce proprio con il piano 2009 e poi appunto ritorna in tutte le varianti successive. Tuttavia con alcune variazioni. Ecco, in sostanza, quando nel 2023 siamo stati chiamati a intervenire, l'obiettivo principale era proprio quello di aggiornare questo Atlante degli ambiti di paesaggio per portarlo, per renderlo attuale, nel senso che scritto addirittura nel 2007-2008, ovviamente alcuni temi erano evidentemente superati, altri temi erano emersi e c'era necessità di intervenire. Tant'è vero che, vediamo se riesco ad andare avanti, eccolo qui, rispetto al PTRC 2009-2020, quindi ricordo scritto l'Atlante nel 2009 e poi approvato nel 2020, c'erano alcuni punti fondamentali da considerare che richiedevano questo aggiornamento. In primo luogo la compresenza di questi 39 ambiti che erano stati utilizzati per la ricognizione del paesaggio veneto e i 14 ambiti invece di paesaggio identificati ai sensi del codice con i confini amministrativi comunali. E poi, come dicevo, nuovi temi, ad esempio il tema delle energie rinnovabili che nel 2007-2008 si stava affacciando al territorio regionale, ma è esploso negli anni successivi. Il tema del cambiamento climatico, anch'esso se ne parlava un pochino già in quegli anni, ma il tema poi è esploso successivamente, più recentemente il tema delle Olimpiadi invernali, insomma. Vaia, metteteci tutte quelle trasformazioni, a volte anche drammatiche, che ci sono state nella nostra regione. Penso a Vaia e al bostrico successivo che ha interessato i boschi di buona parte della regione, che veramente, come dire, pongono delle questioni nuove e richiedono quindi un aggiornamento degli strumenti. A tutto questo si aggiunge il fatto che in questi 20 anni, quasi 20 anni, la Regione ha fatto un grandissimo lavoro di approfondimento ed estensione dell'IDT, cioè la grande banca dati territoriali che la Regione del Veneto è chiamata appunto a produrre secondo la direttiva Inspire con dati aperti a tutti, eccetera. Faccio alcuni esempi, un po' per addetti ai lavori, ma penso che i nostri uditori lo siano in gran parte. Al tempo della stesura del PTRC 2009 non era disponibile la carta della copertura del suolo, che è stata resa disponibile qualche mese dopo, quindi immaginatevi che cosa significa avere invece adesso a disposizione addirittura più edizioni della carta della copertura del suolo. Oppure non erano disponibili allora i piani culturali grafici che AVEPA raccoglie per appunto monitorare i cambiamenti di colture relativi alla coltivazione da parte delle aziende agricole. Non era disponibile il mosaico dei piani comunali, cioè delle previsioni di piano. Insomma, la banca dati della regione si è arricchita di numerosissimi dataset che sono stati fondamentali nel rivedere appunto questi materiali. Infine, ma l'architetto Siste l'ha già detto, insomma, quello che è successo in questi anni è stato questo enorme lavoro. Io ho avuto modo di vederlo dall'esterno, per quel che ho potuto capire io veramente è stato un lavoro, un'operazione improba, cioè appunto la ricognizione di tutti i vincoli ex articolo 136 ex articolo 142. Dico vincoli per brevità, sono dichiarazioni ovviamente di interesse pubblico oppure sono beni tutelati per legge, ma insomma tra addetti ai lavori ecco, usiamo un po' questa scorciatoia. Prima parte, Atlante del paesaggio veneto. Allora, come dicevo, era necessario procedere ad un aggiornamento di questo Atlante perché i testi dell'Atlante erano stati scritti appunto nei mesi precedenti all'adozione del 2009. Tenendo presente che questo Atlante ha sempre avuto un importantissimo ruolo conoscitivo e non solo per la pianificazione e all'interno dello strumento PTRC, ma anche questa è anche un'esperienza personale, nel senso che mi è successo di trovare, diciamo, in relazioni per esempio prodotte da tecnici che hanno lavorato a vario titolo con le amministrazioni pubbliche, trovare degli stralci del testo dell'Atlante perché evidentemente questo Atlante conteneva delle informazioni che prima di allora non erano state mai raccolte tutte e che almeno non in una forma così, diciamo, anche sintetica e facile da consultare con un linguaggio piano, come è capitato appunto con l'Atlante
del 2009. Tant'è vero che al tempo, ricordo, al tempo delle, non mi ricordo quante migliaia di osservazioni erano state presentate al PTRC 2009 all'atto dell'adozione, quasi tutte queste osservazioni davano come dire, un plauso all'operazione Atlante, perché lo riconoscevano come un documento effettivamente valido come descrizione e interpretazione del paesaggio veneto e delle sue dinamiche. Forse per ultimo, ma non per ultimo, il fatto che l'Atlante del paesaggio 2009 è stato anche tanto usato da me e dai colleghi come strumento didattico, cioè funziona molto bene paradossalmente anche fuori dal mondo della pianificazione o delle professioni come strumento didattico per chi impara appunto nel campo delle discipline territoriali. Che cosa era necessario fare? Allora, sicuramente avevamo un problema di, diciamo, compresenza di queste diverse perimetrazioni che andavano riviste, tanto più che la perimetrazione 2009 era una perimetrazione che non seguiva i confini comunali, cosa che invece veniva richiesta proprio dalla regione, e quindi era necessario riperimetrare. Era poi necessario fare un aggiornamento delle ricognizioni, cioè proprio delle descrizioni, delle notizie raccolte sulle diverse parti del territorio regionale, un aggiornamento dell'iconografia e un aggiornamento e anche un'implementazione del corredo cartografico proprio grazie a questo allargamento, diciamo, della banca dati regionale, che ha potuto essere utilizzata appunto per questa funzione. Abbiamo cominciato proprio concordando una nuova perimetrazione, quindi per risolvere queste discordanze tra le 39 ricognizioni del PTRC 2009 e i 14 ambiti introdotti dalla variante 2013, che si erano rivelate problematiche nella fase di rielaborazione e aggiornamento dei testi e degli obiettivi di qualità paesaggistica, abbiamo appunto provato a mettere in piedi una metodologia, un procedimento, anzi più che una metodologia, anche piuttosto, diciamo, sofisticata, per riuscire a, diciamo, diminuire la discrezionalità delle suddivisioni di questi ambiti. Chiunque si occupi di paesaggio sa benissimo che il paesaggio è un continuo, non è possibile perimetrare i paesaggi come si perimetrerebbe un comune o una circoscrizione amministrativa. Il paesaggio tende a sfuggire ai confini amministrativi, anzi proprio sembra che faccia di tutto per evitarli. Tuttavia, nel campo della pianificazione è importante che ci siano dei confini certi, anche per responsabilizzare gli enti locali proprio in tutta quella fase in cui appunto non solo, diciamo, nella fase di adeguamento al piano, ma anche proprio nella fase poi di funzionamento della pianificazione paesaggistica a livello locale. Quindi era importante, insomma, fare questo passaggio di attribuzione, diciamo, ad uno specifico ambito di ciascun comune della regione. E va aggiunto anche che in questi appunto quasi 20 anni ci sono stati degli altri cambiamenti importanti anche dal punto di vista amministrativo. Ricordo soltanto anche solo, diciamo, gli accorpamenti di alcuni comuni che si sono fusi o in qualche maniera si sono uniti, e ovviamente non per ultimo il caso di Sappada, che addirittura è uscito dalla nostra regione per passare al Friuli Venezia Giulia. Quindi in ogni caso si sarebbe dovuto fare un lavoro di revisione di questi ambiti precedenti. Allora adesso non c'è il tempo perché io vi racconti diciamo in dettaglio la procedura, però ve la accenno giusto perché vi facciate un'idea di come, cioè diciamo dell'approccio scientifico che abbiamo utilizzato per questa attività. Qui vedete a confronto i 39 ambiti ricognitivi di PTRC che, come vedete, non seguono i confini comunali, e invece i 14 ambiti della variante PTRC 2013 che al contrario li seguono. In questa slide vedete un dettaglio, diciamo qui siamo diciamo tra il Lago di Garda e la Val Belluna per capirci, e vedete in nero gli ambiti ricognitivi che appunto in bianco i confini comunali, in nero gli ambiti ricognitivi e invece in rosso i 14 ambiti della variante 2013. Quindi vedete questa non coincidenza che ovviamente rendeva piuttosto complicata la descrizione. Allora qui parte questa nuova perimetrazione di cui veramente mi limito a dirvi poco, ma è importante che vi dica almeno gli obiettivi e i criteri. Gli obiettivi erano quelli di individuare dei nuovi ambiti che rispondessero meglio alla morfologia del paesaggio e che si armonizzassero per quanto possibile sia con i 39 che con i 14. E i criteri erano quelli di trovare un
percorso, appunto una procedura che fosse verificabile e che limitasse l'arbitrarietà della scelta di attribuire un comune ad un ambito piuttosto che ad un altro. Ovviamente però non dimenticando che proprio perché il paesaggio appunto è un continuo, non facit saltus, un po' come per la natura, è importante, era importante che venisse mantenuto un certo grado di descrizionalità che consentisse di intervenire anche durante l'ascolto dei territori e l'ascolto degli esperti che è stato condotto in questi anni, e quindi di controllare e correggere il risultato finale in maniera, diciamo, individuale, personale, soggettiva. La scelta di base è stata quella di cercare, cioè di lavorare sulla banca dati e di cercare di fare in modo che questi dati ci parlassero, in qualche modo descrivessero, riportassero su carta le discontinuità, sia fisiche che percepite, che il territorio presenta. Allora, se il paesaggio appunto è un continuo, è anche vero che però si possono individuare delle situazioni di relativa omogeneità che poi sfumano in altre omogeneità, e quindi il nostro obiettivo era quello di cercare queste discontinuità più o meno intense. Per far questo abbiamo utilizzato appunto una procedura che è stata in parte anche pubblicata in atti di un convegno dell'associazione di Asita, insomma, che appunto di cartografia, che ci ha consentito anche proprio di specificare più in dettaglio, perciò se qualcuno fosse interessato poi posso fornire anche delle informazioni bibliografiche più precise. Comunque tendenzialmente l'idea è stata quella di utilizzare, intanto di selezionare dei dataset specifici, appunto dalla banca dati regionale, di costruire una mappa di densità, quindi cercando quei luoghi nei quali i confini di diverso tipo, sia di carattere ambientale che di carattere sociale ed economico, si incontrano e tendono a convergere nelle stesse zone, che dovrebbero appunto in questa ipotesi rappresentare delle zone di discontinuità, preparare poi una mappa di base. E infine la parte, diciamo, interpretativa è quella del tracciamento manuale sulla mappa di base, e che porta ad una creazione di una proposta di articolazione degli ambiti. Questi sono i dataset impiegati, qui vado veramente veloce, poi se ci sarà modo insomma di esplorarle queste questioni in altra sede. Sta di fatto che abbiamo scelto, diciamo, due serie, una che rappresentano i caratteri fisici del territorio veneto e un'altra invece che si basa sui caratteri amministrativi e sociali, e qui appunto vedete l'elenco dei dataset che sono stati utilizzati. Molto brevemente, ma proprio qui entriamo nel dettaglio tecnico della questione, quindi non mi dilungo, però ci sono stati diversi passaggi di tipo cartografico, appunto con elaborazioni consentite dall'ambiente GIS, che ci ha portato ad una fase nella quale, sulla base di questa heat map, cioè di questa mappa di densità che deriva in maniera, diciamo, automatica o quasi automatica dall'incrocio dei dati, si arriva invece alla fase nella quale è necessario intervenire appunto in maniera interpretativa, identificando questi luoghi, come posso dire, questi ambiti, chiamiamoli così provvisoriamente, che in realtà poi li abbiamo chiamati subambiti perché sono più piccoli, come vedete, di quelli del PTRC 2009 e anche di quelli del 2013, che possiamo considerare relativamente omogenei al loro interno. Ecco, diciamo, da questo primo tracciamento manuale, anche in collaborazione con il gruppo di lavoro e con il Comitato Tecnico per il Paesaggio e con diversi esperti che abbiamo consultato, abbiamo raggruppato questi subambiti in quella proposta che poi è stata effettivamente incorporata nel procedimento di piano. Come vedete qui, sostanzialmente quella che vi mostro adesso è la perimetrazione che in questo momento guida la scrittura dell'Atlante del paesaggio veneto, e questi 20 raggruppamenti vengono definiti per adesso quadri interpretativi, cioè sono proprio il modo con il quale, per possibilità di leggere, cioè per comodità di lettura, dividiamo il paesaggio veneto per poterlo descrivere molto semplicemente. È come se fossero dei capitoli di questo racconto che ci spiega quali sono le caratteristiche e quali sono le dinamiche che interessano il paesaggio veneto, appunto l'obiettivo dell'Atlante. Vediamo se riesco, eccolo qui. Allora, qual è la struttura di questi quadri interpretativi? Allora, la struttura è rimasta, per scelta proprio anche politico-amministrativa, molto simile a quella dell'Atlante del 2009, anche per
continuità stessa, perché sappiamo che ormai sia gli amministratori che i professionisti hanno tanto usato questo strumento e quindi è giusto che non vengano, diciamo, come posso dire, messi in difficoltà da una struttura troppo diversa. E tra l'altro la struttura era già stata fatta all'epoca secondo tutte le normative, quindi rispettava già anche i cambiamenti del codice dei beni culturali, perciò aveva già una sua struttura positiva, che abbiamo potuto quindi soltanto aggiustare. Come vedete, la grossa differenza è stata quella dell'aggiunta degli usi del suolo agricoli, che erano stati un po' lasciati, diciamo, in secondo piano nell'Atlante precedente, anche perché mancavano i dati, e poi nelle dinamiche di trasformazione abbiamo messo in luce con maggior chiarezza l'idea della processualità del paesaggio, che insomma è una delle questioni cruciali dal punto di vista scientifico che caratterizza il paesaggio rispetto ad altri modi di descrivere la superficie terrestre. Quindi sostituendo l'integrità naturalistico-ambientale, storico-culturale con i processi naturali antropici, richiamando appunto la Convenzione europea, che è stata evocata all'inizio del pomeriggio. Ecco, un aggiornamento del corredo iconografico era strettamente necessario, almeno tanto quanto quello del testo, perché ovviamente, come vi dicevo, le trasformazioni, anche rilevanti in alcuni casi che hanno interessato il nostro territorio, anche indipendentemente dall'azione umana. Guardate per esempio l'immagine di destra che presenta appunto un tratto della montagna bellunese colpita prima da Vaia e poi dal Bostrico, e vi renderete conto di come questi avvenimenti costringono in qualche modo a rivedere, no, il nostro modo di interpretare il paesaggio e anche di immaginarne il futuro. E tra l'altro sono una occasione straordinaria anche di attivare come dire, dei tavoli di confronto tra realtà locali, operatori e chi si occupa invece del governo del territorio. Quindi questo corredo iconografico è in corso di revisione, utilizzando sia delle immagini che scattiamo noi come gruppo di lavoro direttamente sul campo, sia altri scatti che vengono realizzati dai diversi uffici regionali, e infine anche pescando dallo straordinario archivio iconografico del bollettino della Regione del Veneto. Mi avvicino alla fine di questa prima parte della presentazione, mostrandovi rapidamente anche, diciamo, o meno citando molto velocemente il fatto che anche il corredo cartografico dell'Atlante deve essere aggiornato, aggiungendo, diciamo, anzi sfruttando proprio questa ricchezza di dati che adesso abbiamo a disposizione, e quindi le molto sintetiche carte che erano presenti nell'Atlante precedente vengono adesso invece arricchite. Vi faccio vedere molto velocemente soltanto due prove, ricordando che si tratta ancora di materiali del tutto provvisori, che non sono stati ancora approvati né dal gruppo di lavoro né dal comitato tecnico del paesaggio, e quindi sono proprio in corso di redazione. C'è ovviamente un inquadramento che c'era già nell'Atlante precedente, ma adesso verrà aggiornato con delle immagini satellitari più recenti. Molto semplicemente, anzi ricordo che proprio qualche giorno fa la Regione del Veneto è entrata in possesso dell'ultimo volo aereo, quello del 2024, un volo Agea, che probabilmente diventerà la base per una serie per alcune di queste carte, almeno perché ha un dettaglio e una qualità veramente molto rilevante. Ecco, il fatto che ci siano questi aggiornamenti continui dei dati a disposizione è veramente una situazione che 20 anni fa era impensabile. Vi faccio vedere anche un'altra prova che è ancora proprio veramente, no scusate, è scappata, eccola qui, un'altra prova appunto legata alla presenza di questi valori naturalistico-ambientali che intendiamo distinguere da quelli storico-culturali, proprio perché c'è un'abbondanza di dati che richiede di trovare delle modalità di rappresentazione sintetica. Seconda parte, che sarà più breve, così mi avvio anch'io alla conclusione, gli obiettivi di qualità paesaggistica. Allora, qui questo tema degli obiettivi è un tema veramente molto importante, perché l'obiettivo di qualità paesaggistica viene proprio da quella convenzione europea già citata ed evocata all'inizio del pomeriggio. Perché l'obiettivo di qualità paesaggistica viene definito proprio nel testo, diciamo, nei primi articoli della Convenzione europea, che ricordo è stata firmata a Firenze nell'anno 2000 e poi ratificata con legge dello Stato nel 2006 per l'Italia, e che quindi ovviamente la legge dello Stato riprende la definizione degli obiettivi di qualità paesaggistica data dalla Convenzione. Cosa dice la definizione? Dice che l'obiettivo di qualità paesaggistica designa la formulazione da parte di autorità pubbliche competenti, in questo caso ovviamente la Regione,
per un determinato paesaggio, quindi qui bisogna essere precisi in qualche modo, nel nostro caso ovviamente il Veneto, delle aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro contesto di vita. Vedete che qui è molto molto chiara quella, chiamiamola così, svolta sociale che la Convenzione europea del paesaggio imprime non solo al dibattito scientifico sul paesaggio, ma anche proprio al modo con il quale il paesaggio viene interpretato nelle azioni di governo e tutela. E che secondo me, cioè, almeno io diciamo, da studiosa, che ho avuto la fortuna, e per questo ringrazio molto anche la dirigente architetto SIST, perché mi ha dato la possibilità di partecipare come uditrice a questi incontri anche del Comitato Tecnico del Paesaggio, dove noi non sediamo come membri, ma appunto solo come uditori. E dal punto di vista scientifico è stata una straordinaria avventura quella di poter seguire quell'avvicinamento progressivo tra le posizioni, a volte distanti, tra gli attori che l'architetto Siste descriveva prima, perché dal punto di vista scientifico io ho veramente visto una crescita, devo dire, proprio una crescita che è stata una crescita non soltanto, diciamo, per un avvicinamento tra le parti, ma anche proprio nel modo con il quale tutti noi precisiamo il modo con il quale intendiamo il paesaggio e tutto quello che ne consegue. Ecco, il codice dei beni culturali recupera il concetto di obiettivo di qualità e lo fa in questi due articoli, nell'articolo 135 sulla pianificazione paesaggistica e nell'articolo 143 che parla del piano paesaggistico. Quindi in questo modo il codice ci dice che è il piano paesaggistico che ha il compito di farsi portavoce degli obiettivi di qualità. Anche in questo caso degli obiettivi di qualità ai sensi del codice erano già presenti nel vecchio Atlante, diciamo 2009-2020, ma anche in questo caso gli obiettivi erano stati formulati nel lontano 2007-2008 e quindi era necessario, per le ragioni che ho detto prima, portarli ad aggiornamento. E quindi qui diciamo sono state diverse le fonti che abbiamo utilizzato. Abbiamo anche sfruttato il fatto che i nostri colleghi di altre regioni avevano già lavorato sugli obiettivi di qualità paesaggistica riformulati alla luce anche delle ultime modifiche del codice, per esempio in Piemonte e per esempio in Friuli Venezia Giulia, dove ricordo le università sono state coinvolte a pieno titolo. Parlo del Politecnico di Torino per il Piemonte e parlo dell'Università di Udine, tra l'altro con dei colleghi geografi per il Friuli Venezia Giulia. Quindi è stato, diciamo, tutto questo lavoro sia per l'Atlante che per gli obiettivi di qualità paesaggistica ha potuto anche godere del fatto che c'erano stati degli altri soggetti che avevano già un po' esplorato queste strade. E noi quindi, forti anche dell'esempio, ma forti anche del precedente lavoro fatto dalla Regione Veneto, che era molto avanzato per l'epoca sugli obiettivi, abbiamo diciamo, proceduto quindi a questo aggiornamento e riformulazione, che ha avuto anche il merito di precisare alcuni aspetti che forse non erano proprio perfettamente limpidi, per cui per esempio abbiamo riscritto alcune parti, diciamo, degli obiettivi di qualità paesaggistica. Qui vi faccio vedere un esempio di riscrittura. Questo l'abbiamo scelto anche perché questa operazione ha coinvolto in maniera, diciamo, informale, attraverso delle consultazioni fatte da noi personalmente con esperti che conosciamo anche al di fuori dell'università. In questo caso, nel caso specifico delle aree umide, io sono stata coinvolta in un progetto di ricerca e di cooperazione territoriale sul tema delle zone umide e i numerosi esperti coinvolti in questo progetto sono stati in qualche modo consultati proprio per aggiustare e perfezionare l'obiettivo che era già presente nella lista precedente. In qualche caso si è dovuto anche appunto aggiungere degli obiettivi veri e propri. Questo obiettivo che è stato aggiunto è l'obiettivo numero 20, su un tema che non era presente negli obiettivi precedenti perché il tema non era ancora emerso in maniera significativa. Il paesaggio si trasforma e quindi noi anche dobbiamo essere pronti a rivedere le nostre posizioni e ad aggiornarci rispetto alle trasformazioni territoriali che generano cambiamenti del paesaggio. Questo obiettivo legato alla qualità paesaggistica della transizione energetica è stato tra l'altro un tema al quale mi sono dedicata proprio negli anni successivi alla stesura del PTRC e che ha avuto un grande sviluppo a livello scientifico nel decennio che abbiamo alle spalle, e quindi dove possiamo, diciamo, pescare da una serie di esperienze sia di ricerca che di azione che sono importanti e che sono serviti appunto a riformulare questo obiettivo.
Ecco, questa è l'ultima slide nella quale ho inserito i nomi delle persone che accolgo l'occasione per ringraziare e stiamo parlando solo del gruppo di lavoro UA, poi naturalmente ci sono i numerosissimi nomi di tutti i soggetti che hanno partecipato a questa elaborazione fronte regione, perché si è trattata, appunto come dice l'accordo, è un accordo di collaborazione, non è un incarico affidato all'università, ma è proprio un'attività congiunta, quindi dove il gruppo di lavoro IUAV è rappresentato dalle persone che vedete, più questa rete di esperti locali interpellati su temi specifici in maniera, diciamo, semiformale, e poi invece bisognerebbe aggiungere tutti i nomi del gruppo di lavoro della Regione Veneto che sono in parte presenti anche oggi e che colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta. Grazie molte. Dunque io non vi sento e non riesco a togliere, ecco, no, non so, non vi sento, immagino che possa essere, ok, Ce l'hai fatta, sì, sì. ce l'ho fatta, adesso vi sento. Sì, avevamo il microfono spento. Volevo ringraziarti per la ricca e articolata, ma soprattutto davvero una relazione davvero a tutto tondo che ha è passato davvero, va bene secondo me integrato il ruolo anche delle università all'interno di questa filiera di mappatura e di costruzione degli strumenti. Grazie davvero per il tuo contributo. Adesso Grazie a voi ancora per l'invito.